Eccoci ragazzi arrivati nel 130 a.C., come potete ben vedere ci ritroviamo proprio nei riguardi della cittadina di Armium. Finalmente abbiamo ultimato le nostre possibilità di arruolamento, i bambini di Bruto sono pronti a combattere, abbiamo finalmente terminato la nostra possibilità di arruolamento proprio in questa legione, chiamiamola così, in questo schieramento. Per quanto riguarda i vincitori di Ubraco, tra un turno, quindi tra un anno, avremo ottime possibilità di attacco, avremo la cavalleria veterana e anche ottime possibilità di attacco con la nuova fanteria d'attacco, i nostri nuovi gruppo di soldati scelti con spada, la flotta d'attacco, la vendetta di Agrona è pronta per l'assalto, però possiamo anche sempre con le nostre spie tentare di creare appunto problemi nei riguardi degli schieramenti avversari, come per esempio possiamo notare il nuovo agente avversario che potremmo magari manipolare con una bella coercizione, facendolo schierare appunto dalla nostra parte. Vediamo se ci riusciamo. Ostacolato, non siamo riusciti a prenderlo appunto sotto mano, però abbiamo maturato dell'esperienza. Tentiamo appunto col nostro signore della guerra, il nostro grande Magnum PI, vediamo se riusciamo a riuscire a combinare qualcosa, magari con un'altra bella coercizione lo riusciamo a portare dalla nostra parte e creare problemi nello schieramento avversario. Allora, vediamo un pochettino. Ancora disertato, benissimo. Allora, nuovamente dalla nostra parte, vediamo se possiamo migliorare sempre le abilità dei nostri ragazzi, che a 46 anni e addirittura a quanti anni l'altro ragazzone, sempre vecchi, vediamo un po', 47, tentano di fare qualcosa di interessante. Va bene, allora, vediamo di renderlo sempre più abile nelle incursioni e nei tormenti nei riguardi degli avversari, e il nostro grande amico sempre più abile, ovviamente il nostro esploratore criminale, sempre nei raggiri. Benissimo, allora la situazione è questa, potremmo attaccare anche nel prossimo turno ragazzi, potremmo anche iniziare ad attaccare adesso, però date un'occhiata agli avversari, cioè hanno davvero delle forze maestose, hanno due flotte, possiamo davvero notare tutte le unità per descrivere un'ottima previsione di guerra. Allora, hanno i figli di Smertios da questa parte, hanno delle unità che nel corpo a corpo ragioniamo, allora hanno 36 danno arma, 15 carica, 40 difesa corpo a corpo, le nostre unità di attacco quanto hanno? 51, 23, 69, 66, i più scarsi 51, 18, 65, mentre le unità di lance potrebbero dare molto fastidio, che sono queste ragazzi, i lancieri lirici, sono ottimi nella difesa, però tutto sommato io ragazzi direi che ce la possiamo fare nonostante abbiamo meno unità, perché le unità avversarie non sono molto addestrate, quindi date un'occhiata alla nostra situazione, abbiamo degli ottimi lancieri, spadaccini, anche come dire, frombolieri, da questa parte abbiamo anche ottime truppe di assalto, come per esempio anche questi frombolieri britannici che hanno le armi potenziate, le vendette di Agrona hanno anche ottime possibilità di combattimento, quindi io ragazzi direi da una previsione esterna che la battaglia definitiva la potremmo vincere, gli avversari non hanno grandi possibilità, sono barbari, sono addirittura leve alcuni, quindi sicuramente demoralizzando gli eserciti con cura potremmo definire la nostra vittoria. Allora il problema, se si può chiamare problema, è qui, vicino Cosenza. Allora ho spostato le unità definitivamente arruolate a Roma, il volere di Andraste, le unità ai campioni di Albione e le unità a Cosenza, i guerrieri del Guado, proprio nei pressi della baia locale, perché gli spartani stanno tentando un attacco a sorpresa proprio nei riguardi della nostra cittadina. Allora, intanto passiamo il turno. È una situazione molto complicata perché hanno portato tutte queste flotte proprio nei riguardi delle nostre regioni principali, potrebbero darci fastidio, meno male che i cartaginesi si trovano da queste parti con le loro imbarcazioni. Quindi dovevo segnalarli come obiettivo di guerra, però lo faremo al prossimo turno. Allora, è una situazione complicata, quindi sicuramente quella seconda spedizione, quelle 3 direttrici che avevo appunto preparato, sicuramente non potranno essere attuate per l'attacco, ma per la difesa. Attenzione, questo dannato ragazzone, non mi dite che il nostro generale ha disertato, attenzione, un'imboscata, eccoci, ci stiamo difendendo, guardate come ci hanno attaccato ragazzi, i nostri campioni d'Albione, proprio il 2 non è riuscito a prevenire l'imboscata, 1260 uomini contro altri 1200, sicuramente ci ritroviamo così in negativo ragazzi, perché le nostre unità, questi campioni d'Albione non erano dei ragazzoni che erano adatti a combattere, come dire, contro degli spartani veri e propri, sicuramente non hanno una grande possibilità di difesa, ma sicuramente dobbiamo combattere questa battaglia. Hanno fatto fuori il nostro generale con quella dannata spia e adesso siamo proprio messi alle corde, vediamo cosa possiamo combinare. Sicuramente ragazzi ci faranno a pezzettini, sono degli spartani proprio modello questi, e sicuramente qua nel sud creeranno qualche scompiglio, quindi vediamo come giostrare la situazione. I vagabondi di Odisseo, grande Ulisse, ci hai rotto anche le scatole con questo dannato attacco, cioè sono i tuoi uomini della nave che te li sei portati a Itaca, adesso hanno tentato di attaccarti, ma eccoci qua proprio nei riguardi di questa bella battaglia con i nostri carri da guerra pronti a essere sterminati ragazzi, perché sicuramente questi saranno sempre più potenti di noi, avranno delle lance molto più appuntite, spade più affilate, sono degli obliti spartani, ve lo ricordo. Allora ragazzi, cerchiamo di organizzarci, tornate indietro, tornate subito indietro, tornate via dagli alberi, eccoli. Allora salite su per la montagna, attenzione, delle frecce, oh siamo circondati.
Allora, da questa parte, i nostri grandi frombolieri, mettetevi qui nelle retrovie. Noi torniamo indietro con queste unità. Torniamo indietro. Il nostro generale, oh mio Dio, torniamo indietro. Allora, ragazzi, pronte informazioni d'attacco. Cerchiamo di farne fuori più che possiamo. Allora, con questa unità di lancia, no, il nostro generale, povero generale. Maledizione, con questa unità di lancieri cerchiamo di bloccarli. Allora, ragazzi, dovete far fuoco come meglio potete. Avanti, attaccate. Benissimo. Cerchiamo di fermarli, cerchiamo di scappare con il nostro generale. Attacchiamoli. I nostri lancieri stanno facendo fuoco. Via, ragazzi. Via. Perfetto, ragazzi, fateli a pezzi. Attaccate. So che questa è una battaglia già persa, però dobbiamo cercare di sterminarli come meglio possiamo. Via abilità schermaglia, dovete rimanere qui, ragazzi. Perché siete tornati indietro? Non ho avuto neanche il tempo di farlo, ragazzi. Cercheremo di combattere, stanno vacillando, però dobbiamo bloccarli. Avanti, abbiamo i grandi frombolieri che potrebbero darci una mano. Avanti, ragazzi, modalità attacco, come dire, avanzato. Eccola qua, dai. Modalità attacco avanzato, come dire, forza, che riusciamo a gettarli a terra come meglio possiamo. Le nostre cavallerie dal lato. Benissimo, da questa parte cerchiamo di fargli piovere addosso una pioggia di frecce. Attenzione, è che abbiamo pochi uomini, maledizione, ci stanno vacillando tutti. Vediamo un pochettino da questa parte i nostri carri da guerra, vediamo di farli attaccare con la modalità corpo a corpo. Scendiamo da questa parte, forza ragazzi miei, da questa parte scendete all'attacco. Benissimo, attenzione, vediamo quello che possiamo combinare, cerchiamo di decimarli come meglio possiamo. Forza amici miei, attività contro la cavalleria, attacchiamoli da questa parte. Avanti, i nostri carri da guerra ce la tentano di fare quello che possono. Forza amici miei, come meglio potete. Benissimo, il nostro generale vediamo che può fare. Attiva la tua frusta, amico mio. Ecco che appunto i nostri uomini tentano di vacillare, ma ovviamente è giusto che lo facciano. Attenzione, ancora si continua, tentiamo appunto di sbaragliarli come meglio possiamo. Davvero questo attacco da parte, perché Brindisi è caduta, ragazzi. Ecco perché non siamo riusciti a mantenere quindi il nostro aspetto. Brindisi è caduta, i cartaginesi non sono riusciti a tenerla, quindi sicuramente le nostre truppe stanno scappando dal campo di battaglia, non riescono più a tenere, quindi è meglio, ragazzi, che dichiariamo ritirata e ce ne torniamo indietro. Andiamocene via, ragazzi, con gli ultimi frombolieri che riusciamo a salvare. Abbiamo decimato più unità che potevamo. Potete vedere che è stata un'imboscata proprio maledetta. Ci hanno ucciso il generale e ci hanno mandato quindi al tappeto. Vediamo se possiamo ritirarci con queste unità. Purtroppo non c'è l'icona ritirata, quindi sicuramente dobbiamo far così. Andiamocene da questa parte. I cavalieri avversari sono molto più rapidi di noi. Meglio lanciare l'ultimo attacco di pietra da questa parte. Forse, ragazzi, cercate di gettarla a terra più che potete. Avanti, gettateli a terra. I nostri uomini stanno scappando purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Sono stati costretti a fuggire dal campo di battaglia. Ci hanno attaccato proprio in maniera decisa gli spartani, proprio alle spalle, pugnalati. Però potete vedere, sconfitta decisiva. Purtroppo non siamo riusciti a fare un granché. Abbiamo ucciso solo 273 uomini appartenenti principalmente alle cavallerie nemiche. Sicuramente erano molto più abili di noi. Potete vedere che gli opliti contro queste semplici unità sono sicuramente inutili, e quindi sicuramente è una sorta di, come dire, di lezione che abbiamo avuto per farvi vedere quanto sono possenti le unità avversarie per quanto riguarda questo rango, e purtroppo non siamo riusciti a salvarci. Quindi io credo, ragazzi, che ci servirà qualcosa in più da queste parti. Sconfitta decisiva, però siamo riusciti a salvare qualche uomo. Allora, ancora Sparta, vediamo quello che intende combinare, vediamo se tenta appunto l'assalto proprio nei riguardi dei nostri confini. Eccola che tenta appunto di girare dall'altra parte queste dannate imbarcazioni maledette. Eccole che appunto vanno verso Roma, attenzione, salgono verso l'alto. Maledette, ragazzi, qua il piano è completamente stravolto. Da Arminum mi sa che non potremo attaccare più. Qui nel sud siamo messi troppo male, la situazione non è più stabile come era appunto un paio di anni fa. Dobbiamo sistemare il contesto meridionale. Allora, vediamo un pochettino. Qualche flotta se n'è andata, però non possiamo continuare così, dobbiamo definire l'aspetto a sud. Allora, ancora questa ceramica che ci rompe le scatole. Mi dispiace, ragazzi, non voglio un patto di non aggressione, non vi attaccherò mai. Allora, i Getuli, dobbiamo fare qualcosa. Abbiamo delle unità a nord, vediamo di portarle al sud, di rinnovare ogni unità, perché potete vedere non reggono contro gli opliti spartani, proprio non c'è niente da fare, cadono a terra come se fossero mosche, quindi sicuramente ogni unità deve essere riformata. Allora, intanto la Libia va avanti, non ci sono problemi, i Lusitani, benissimo. Allora, dobbiamo sicuramente rinnovare ogni unità, perché non dobbiamo avere neanche un lanciere appartenente al vecchio ordinamento bellico. Devono essere tutti rinnovati, perché cedono proprio come se fossero mosche, ragazzi. Sicuramente dobbiamo tenere duro. Allora, ecco i sardi, vediamo un pochettino, tocca sicuramente a noi tra qualche anno. Vediamo un pochettino.
Allora, agente ristabilito, il signore della guerra che era stato ferito è il nostro grande signore della guerra. Intanto purtroppo è morto il nostro comandante, ucciso prima della battaglia. Vediamo di creare un nuovo generale. Ecco l'effetto del comandante: ricchezza, influenza, meno per cento l'abilità di ricarica, però anche abbiamo molto più morale. Abbiamo sicuramente l'abilità secondo fiato, potrebbe esserci utile. Allora, questi due ragazzoni vediamo di tenerli da queste parti perché ci aiuteranno a conquistare Brindisi. Adesso mi sono proprio seccato. Allora, vediamo di procedere. Allora, da queste parti finalmente le flotte avversarie se ne sono andate, quindi potremmo ristabilire finalmente le nostre unità. Allora, a Cosenza purtroppo non c'è niente e dobbiamo stare un attimino tranquilli. Questa cavalleria tarantina, che cavalleria cittadina, la facciamo disertare perché appunto non serve più. L'avevo reclutata solo in quell'attimo di terrore. Allora, vediamo un pochettino. Qui addirittura abbiamo una bella flotta spartana che potrebbe creare anche altri problemi, gli artigli dell'oceano. Quindi un attimino, ragazzi, i bambini di Bruto che erano pronti ad attaccare quella bella cittadina adesso faranno proprio un bel dietrofront e scenderanno immediatamente verso sud per conquistare Brindisi. I vincitori di Ubraco si dirigeranno verso Roma per tentare la difesa in un possibile assalto di questa dannata truppa spartana. Ad Arminium abbiamo una bella flotta, un nostro agente vediamo di mandarlo proprio nei riguardi di questa maledetta, manipolandola con una coercizione, e sicuramente anche il nostro secondo agente, il Profiro, vediamo di mandarlo in avanti per vedere a Brindisi quello che sta succedendo. Creiamo una bella sovversione assaltando una bella guarnigione della città per cercare di ridurre le possibilità di attacco, e con i bambini di Bruto tenteremo al prossimo turno di attaccarli definitivamente. La Libia vediamo di mandarla appunto ad attaccare qualche altra guarnigione avversaria. Vediamo di definire l'attacco proprio nei riguardi di questi maledetti che si ritrovano qui, che potrebbero farci comodo. Ragazzi, passiamo il turno e attenzione, e vediamo quello che possiamo fare. Qui il nostro agente si sta dirigendo verso nord. Questa unità, il volere di Andraste, lo portiamo sempre verso... Attenzione che forse possiamo attaccare già, Vediamo se possiamo procedere da questa parte. Vediamo. Siamo proprio nei riguardi di questa bella cittadina. Non possiamo ancora attaccare. Speriamo che la Libia rimanga da quelle parti. Allora, qui a Cosenza vediamo se possiamo magari attaccare, forse per fare prima della Libia. Forse ce la facciamo, ragazzi. Forse, ma dico forse, ci riusciamo ad attaccare. Vediamo un pochettino. Andiamo. Perfetto. Abbiamo, potete vedere, ben 1630 unità. Benissimo. Allora, ragazzi, questa battaglia la voglio combattere, ve la voglio far vedere perché è davvero tantissimo tempo che non vi faccio vedere un assedio. Quindi 3 torri. Allora, è una... Sì, le torri io credo di ritenerle più opportune degli arieti. Va bene, quindi continuiamo l'assedio, ragazzi. Questa battaglia ve la voglio far vedere proprio al massimo delle nostre possibilità. Siamo in modalità logoramento, però sicuramente la combatteremo fino all'ultimo. Brindisi sarà nostra, così gli spartani sicuramente non romperanno più le scatole e finalmente i cartaginesi anche ci danno una mano a nord. Quindi attendiamo magari qualche 2 turni per sistemare qualche bella torre d'assedio e poi definire finalmente l'attacco. Mi dispiace, ragazzi, di non aver portato a termine il mio piano, però potete vedere, ecco, Olè! Eccoci qua! Sicuramente i maledetti spartani si sono accorti dell'attacco e ci hanno attaccato. Maledizione, dobbiamo ritirarci per adesso immediatamente e attaccare con questi 3 eserciti che abbiamo da queste parti. Purtroppo non sono riuscito a sistemare le nostre, come dire... le nostre armi d'assedio, però cercheremo di combattere ugualmente così. Eccoli che tentano appunto di andare via. Maledizioni, questi spartani quanto sono duri da buttare a terra. Vediamo un pochettino. Certamente la Libia ha attaccato Apollonia, date un'occhiata, è un ottimo passo, però sicuramente Brindisi deve essere nostra. Adesso basta, perché questo alternarsi spartani, libici, cartaginesi, dobbiamo distruggere Brindisi definitivamente. Abbiamo 3 eserciti lì, adesso voglio vedere quello che combinate, così cercheremo quindi di definire il nostro aspetto. Intanto passiamo il turno e vediamo ancora i pozzi avvelenati proprio nei riguardi delle nostre cittadine principali. Il nostro agente ostacolato e gli avversari finalmente confermano il nostro obiettivo di guerra, e proprio i cartaginesi hanno mandato a picco probabilmente gli spartani da queste parti, a picco li abbiamo mandati appunto da questa parte, li abbiamo fatti fuggire. Benissimo. A Cosenza, allora, i campioni d'Albione cercheranno di recuperare sia ordine pubblico che unità. Allora, il nostro grande ragazzone qui, signore della guerra, farà una bella sovversione militare e dimostrazione di forza, riducendo il morale delle unità avversarie. Vediamo se riusciamo a metterle al tappeto. Dai, amico mio, che ce la fai. Riuscita. Benissimo. Allora, i vincitori di Ubraco sono ancora a nord. Vediamo di portare finalmente, grazie amico mio, tieniti una bella ricompensa. Ancora, vediamo di renderlo sempre più abile nell'addestramento
addestramento di unità che potrebbe essere utile. Allora, eccoci qua, pronti all'attacco ragazzi, modalità nessuna, modalità nessuna, modalità nessuna. Attacchiamo questa dannata cittadina di Brindisi, avanziamo con i bambini di Bruto, con queste unità proprio al confine, siamo al confine, benissimo. Allora vorrei intanto attaccarli immediatamente, vediamo di procedere da questa parte. Allora facciamo avanzare per prima cosa i bambini di Bruto all'attacco da questa parte, vediamo quello che possiamo combinare. Finalmente 700 unità, abbiamo addirittura la Libia dalla nostra parte e finalmente purtroppo ragazzi ci troviamo con 5.000, 6.000 unità all'attacco. La risoluzione deve essere automatica, altrimenti andremo a perdere esclusivamente tempo, una modalità protezione per non perdere troppe unità, e andatevene finalmente a quel paese con un calcio nelle parti basse, una spada appunto nella testa e al tappeto. Finalmente vittoria decisiva, occupiamo questo dannato schieramento in modo tale da renderlo nostro. Grado aumentato e anche Brindisi appartiene a noi. I bambini di Bruto sono riusciti a farsi valere, non abbiamo perso neanche un'unità ragazzi, sempre più abili nel corpo, anzi morale. Ecco ragazzi, guardate, 8% al morale per tutte le unità durante le imboscate. Quando c'è un'imboscata sicuramente perderemo del morale e quindi vediamo di mettere questa bella come dire, abilità che potrebbe essere comoda. I vagabondi di Odisseo, eccoli qua. Questa battaglia ragazzi la voglio combattere proprio per farvela vedere, perché sicuramente sarà un bel po' che non combattiamo, quindi direttamente con i nostri rinforzi non vorrei attaccare, però sicuramente è tantissimo che non combattiamo una battaglia abbastanza concreta. Voglio farvi vedere queste unità, voglio provare queste nuove unità, voglio provare le baliste su un bersaglio abbastanza facile, però vediamo come reagiscono i nostri spadaccini. Non è una battaglia sempre inutile, i nostri spadaccini voglio vedere come reagiscono nel contatto corpo a corpo contro gli opliti spartani. È una battaglia propedeutica alle prossime e non è sicuramente una battaglia inutile. Allora proviamo ragazzi. Allora asciutto, io direi di combattere con questo meteo perché non ci sono problemi, quindi gli avversari non avranno, anzi forse è meglio combattere con la pioggia ragazzi, così non possono rendere le frecce infuocate come appunto in passato. Aspettiamo che quindi nell'Appennino ci maledizione, vediamo di attendere l'ultima. Attenzione, purtroppo non piove da queste parti. Allora ragazzi, le baliste sono da queste, così ragazzi almeno sappiamo come combattere nelle prossime battaglie. Le baliste sono queste armi d'assedio pronte all'attacco, eccole qui. Allora possono lanciare proiettili esplosivi che, allora, le spieghiamo adesso così poi più avanti siamo sicuri di quello che facciamo. Hanno un bonus contro la fanteria, però meno precisione. Allora io direi di utilizzare queste due baliste con questo colpo speciale da queste parti, la loro portata massima è fino a qui, va bene. Nella foresta combatteremo, va bene. Allora frombolieri in prima linea, britanni, eccoli qua, vediamo di metterli appunto da questa parte, proprio da eccoli là gli avversari maledetti, sono proprio sulla cima della collina, quindi le nostre baliste le posizioneremo proprio qui. Molto bene, siamo anche in portata e possiamo rompere le scatole per farli scendere. Allora, queste unità di frombolieri le posizioneremo qui davanti, ragazzi, eccole qui. Le unità di lancia immediatamente dietro per vedere quello che possono combinare. Un'unità di spadaccini la lasciamo qui per proteggere le nostre lance. Anzi, un'unità di lancieri la lasciamo qua perché gli spadaccini sono più abili nell'attacco che nella difesa. Le lance magari contro una bella cavalleria. Queste unità qui, va bene. Le unità di spadaccini che tenderanno a ricompensare i nostri uomini con un bell'attacco deciso, il nostro generale nelle retrovie. Selezioniamo il tutto ragazzi in modo tale da contrastare. Allora una piccola riflessione: i gruppi di soldati scelti con spada hanno 44 danno arma, 44 corpo a corpo e 72 difesa. Gli opliti 48 danno arma contro 44, 37 di carica contro 25, 79 difesa contro 72, armatura 70 contro 70, salute 55 contro 50, morale 60 contro 79. Sono nobili eroici ragazzi, sono molto più forti di noi, quindi sicuramente anche se sono così pochi potrebbero dar fastidio nelle prossime battaglie. Vi faccio vedere ragazzi come siamo svantaggiati a livello di unità, quindi sicuramente possiamo iniziare la battaglia. Allora le nostre baliste sono nascoste, però già possono iniziare a far fuoco. Vediamo se possiamo vedere una bella modalità cinematografica ragazzi. Tasto sinistro fuoco. Allora pronti ragazzi al fuoco, via! Parte il nostro bel proiettilone, giriamo, eccolo che si muove, attenzione, olè, i rinforzi sono arrivati, va bene. Allora ritorniamo, attenzione, la nostra balista sta per essere pronta ragazzi, ricaricatela, vediamo se possiamo attaccarli, eccoli che procedono, avanti, non vedo il tasto di attacco, eccoli da quella parte, via! Eccolo che parte il colpo, forse troppo in alto, attenzione, eccolo che arriva, forse l'abbiamo beccati, lo stendardo abbiamo beccato, ancora un altro colpo ragazzi, divertente, attenzione, eccoli da quella parte, eccoli che scendono,
eccoli che scendono, parte il proiettile, attacco diretto alle unità di... eccoli qua, colpiti, fatti a pezzi. Attenzione ragazzi che stanno scendendo, mi raccomando. Allora ragazzi, pronti all'attacco, attenzione, eccoli che stanno arrivando i nostri grandi ragazzoni. Io direi ragazzi di fare una convergenza a sinistra per attaccarli da questo lato, in modo tale con delle unità, visto che sono molto duri da una parte e dall'altra. Allora, le unità di lancia, un'unità di lancia la lasciamo quindi qui in prima linea per attaccare, così ragazzi, vediamo se studiamo questa bella tattica, così, perfetto, queste 3 unità da questa parte, meglio attaccarli di lato, quindi questi lancieri, visto che sono più forti dei nostri. Un'unità la attacchiamo quindi in maniera concreta, ok, attenzione anche cavalleria tarantina entusiasta, ecco qua i nostri uomini che stanno arrivando, i frombolieri sono pronti a far fuoco, benissimo ragazzi, pronti all'attacco. Hanno scoperto le nostre unità nascoste. Certo, attenzione alla cavalleria che si sta muovendo, attenzione ragazzi, attenzione, vediamo di attaccarli immediatamente da questa parte, vediamo di effettuare anche un giro da quest'altra parte, benissimo, attenzione i frombolieri stanno facendo già fuoco, vediamo se possiamo procedere dritto da questa parte, benissimo le nostre unità, benissimo, abbiamo bloccato la cavalleria, con queste unità cercheremo di attaccare da questa parte, benissimo, andiamo, ok, li abbiamo quasi bloccati, bene, le nostre unità si stanno appunto per scontrare, vediamo se possiamo attaccarli, le baliste stanno facendo già fuoco, ecco che gli spartani appunto tentano di cedere, vediamo se vogliono attaccare le nostre baliste, meno male che abbiamo conservato delle unità da queste parti, forza, vediamo se funziona questo attacco di lato ragazzi, ecco che appunto sono già centrati nel combattimento, queste lance da questa parte per difendere, attenzione, guardate come attaccano. Allora continuiamo da questa parte, benissimo, questa unità di frombolieri la dirigiamo da questa parte, il nostro generale è pronto, vediamo se possiamo scontrarci, benissimo, avanti, eccoli qui, sono nobili però questi maledetti, continuiamo, benissimo, vediamo come reagiscono. Allora sono davvero molto fastidiosi, vediamo se possiamo attaccarli appunto nelle retrovie, ancora questa dannata cavalleria, vediamo di utilizzare una bella tattica proprio contro la cavalleria ed eliminarla immediatamente. I uomini vacillano. No ragazzi, non vacillate, date un'occhiata ragazzi quanto sono combattenti e combattivi questi maledetti, vediamo di gettarli immediatamente a terra. Allora vediamo di attaccarli da questa parte, forza dalle retrovie ragazzi, dalle retrovie. Però allora abbiamo capito che proprio nel combattimento corpo a corpo non c'è niente da fare, anche se attiviamo la nostra modalità teste, appunto cacciatori di teste, vediamo se possiamo farli a pezzettini, e che c'è anche il generale da questa parte, forza che riusciamo a metterli al tappeto. La tattica ragazzi da applicare è questa, sicuramente attaccarli alle retrovie, non c'è altro modo, sono davvero molto potenti. Allora continuiamo ragazzi, basta con questo fuoco, altrimenti uccideremo le nostre unità migliori. I nostri uomini qua stanno per essere maciullati, però dobbiamo tentare l'attacco, eccoli qui, perfetto. Allora attaccati finalmente anche alle retrovie, benissimo, vediamo se possiamo continuare con la nostra abilità frenesia. Attenzione, le cavallerie tarantine tentano l'attacco nei riguardi dei nostri lancieri, vediamo se possiamo farli a pezzi, maledetti, eccoli, lo sapevo io che qualche unità tentava appunto di scappare, però siamo riusciti per adesso a farli a pezzi. Ok, il generale nemico sta per essere eliminato, queste unità ormai hanno alzato come dire, lo schermo di scudi e cercheranno quindi di non perdere troppi uomini, benissimo. Allora le unità avversarie ormai sono state falciate sicuramente, abbiamo perso qualche unità in più, però ci è stata fondamentale per capire come combattere queste unità, perfetto. Allora vediamo se possiamo eliminare questa ultima cavalleria tarantina, ok, le nostre baliste sono pronte, ok ragazzi, cercate di eliminarli immediatamente, avanti, tattiche contro la cavalleria per migliorare, ecco che appunto tentano di fuggire questi dannati vagabondi. Perfetto, allora ragazzi abbiamo combattuto la nostra battaglia al meglio. Visto che siamo ancora nel campo di battaglia, voglio farvi capire quello che è successo in maniera molto più decisa. Allora, abbiamo perso diverse unità e sicuramente i ragazzi erano molto inferiori a noi, ma non fuggivano di fronte alla grande presenza del nostro esercito. Nei prossimi duelli, nelle prossime battaglie, cosa dobbiamo fare? Allora, visto che le nostre unità migliori, come i gruppi di soldati scelti con spada, che sono proprio migliori, ragazzi, consigliatemi se c'è un altro modo di reclutare unità ancora più forti, perché ancora non lo so questo, però in questa situazione dobbiamo fare esclusivamente così, dobbiamo reclutare davvero molte lance, davvero molti lancieri in ogni esercito, quindi questa battaglia è stata molto importante, quindi far così, posizionare i lancieri che abbiamo disponibili in prima linea nella prossima battaglia, prima linea di lancieri, dobbiamo avere così tanti lancieri ragazzi che riescono a bloccare tutte le nostre unità, perché hanno più difesa corpo a corpo degli opliti avversari, bloccando quindi questi opliti nemici con questi lancieri, le unità di attacco le manderemo nelle retrovie, quindi cercheremo di attaccare e stringere l'avversario su due fronti, quindi attaccandolo, come vi ho detto, posizioneremo per esempio i nostri lancieri su una linea così, per esempio date un'occhiata su una bella linea così, da questa parte, da questo punto a questo punto, i nostri grandi ragazzoni tenteranno di girare così da questa parte e tentare quindi di attaccarli di dietro, è l'unico modo
modo, ragazzi, per vincere. Quindi i prossimi eserciti avranno tanti lancieri per quindi portare avanti questa bella tattica. Intanto le nostre baliste quanti uomini hanno ucciso? 108 e altri 100, quindi 2 unità l'hanno falciate solo loro. Bene, allora ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Usciamo dalla battaglia. Bene, e abbiamo perso 400 uomini, quindi pensate quanto ci hanno dato fastidio. Ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay. Spero quindi, come ho detto prima, che questo video vi sia piaciuto. Rinnoveremo ancora meglio i nostri eserciti. I vecchi lancieri non ci devono essere, devono esserci questi nuovi lancieri che sono molto più abili. E quindi vediamo un pochettino quello che possiamo combinare all'interno del prossimo gameplay. Sempre se avete consigli, ragazzi, sulle unità, su qualcosa, fatemelo sapere. Vittoria decisiva, abbiamo eliminato definitivamente questo maledetto. Quindi ragazzi, ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay. Ciao a tutti!